Presidente Visentin, se guardiamo la classifica, il Treviso in questo momento è al quarto posto e per una squadra che, come si diceva all'inizio, prima di cominciare, avrebbe dovuto quasi ammazzare il campionato, non è una grande posizione. Vero è che sono tutte sgranate le prime quattro, quindi le distanze sono molto ravvicinate. Come ti avevo già anche accennato e parlato precedentemente, è vero che noi doveva essere costruita la squadra ammazza campionato, ma è anche vero che abbiamo messo in rosa 18 giocatori completamente nuovi che non si conoscono a differenza delle altre squadre. È vero anche che le ultime partite cominciamo a vedere la squadra che comincia a girare, quindi diamo tempo al tempo e vedrai che troviamo la quadra e la soluzione. Sì. Comunque domenica avevate questa grande occasione per balzare al primo posto, non è stata sfruttata, resta un po' di delusione, no? Un po' di delusione rimane sempre quando c'hai l'occasione per balzare in testa alla classifica, però se guardiamo tutti gli aspetti abbiamo giocato con la prima in classifica, abbiamo pareggiato, ma in assenza di 4 pedine importanti. Sì, le assenze ci sono, però resta l'impressione che forse in attacco qualcosa si potrebbe fare di meglio. Sì, direi di sì, che potremmo fare qualcosa di meglio. È vero anche che proprio una di quelle pedine che mancava era proprio l'attaccante. Comunque io che rappresento la società di Treviso stiamo andando sul mercato per potenziare l'attacco e venire fuori da questa impasse di mancato gol. Quindi arriverà un attaccante allora? Sì, arriva. Quelli che ci sono adesso non vi offrono le sufficienti garanzie? No, forse bisognerà averne uno in più, ecco. Per le assenze, squalifiche, infortuni, insomma. Esatto. Ecco, a proposito di squalifiche, c'è questa tendenza un po' in qualche giocatore a cercarsene le ammunizioni e poi anche le squalifiche. C'è un po' troppo nervosismo ogni tanto in campo. Probabilmente è così, ma stiamo cercando di migliorare anche questo aspetto intervenendo sui singoli giocatori. Comunque a conferma che nel calcio niente è scontato, questo è un campionato comunque difficile per tutti. Difficile perché bisogna che ci rendiamo conto di una cosa, che purtroppo o senza purtroppo noi siamo il Treviso e tutte le squadre che arrivano fanno la partita della vita e noi dobbiamo immedesimarci in questa categoria, anche se nelle ultime partite vedo e noto con piacere che piano piano ci stiamo adattando. Una delle note più positive è questa difesa e un portiere che continua a non prendere gol. Sono 7 partite che non prendiamo un gol, penso che siamo anche la migliore difesa del campionato. Se il reparto della difesa adesso funziona bene, vuol dire che qualcosa di buono l'abbiamo fatto, adesso cercheremo di porre rimedio in attacco. E per il futuro comunque sempre fiducia, sempre grande... Sì, massima fiducia. L'avversario o gli avversari, diciamo, che sono più da temere da qui alla fine, cioè quelli che possono durare in testa alla classifica? Io ritengo che siano 2, che sono lo Pitergina e il Porto Mansuè. Quindi Fontanelle e le altre formazioni non possono essere all'altezza, diciamo. Sì. Non credo. Credo. Anche se abbiamo visto una bella squadra domenica. Il Fontanelle è una bella squadra, sì. Sì. Però alla lunga Porto Mansuè e Pitergina sono quelle che vi daranno più fastidio, insomma. Credo di sì, visti gli ultimi risultati. Situazione dello stadio Tenni, la gestione come sta andando? Momentaneamente siamo nell'impasse di un mese fa. Venerdì abbiamo presentato le ultime carte che il Comune ci ha richiesto, adesso aspettiamo che sia il Comune a muoversi. Comunque la gestione è già in mano vostra? Prego? La gestione è ancora in mano vostra, è già in mano vostra? No, ancora no. Ancora no, deve essere ratificato. Sia solo bisogno di formalizzare e ratificare. Sì. E anche lì c'è bisogno di interventi urgenti, immagino. No, c'è bisogno di muoversi in tutti i reparti qui, perché purtroppo quello che abbiamo trovato è sotto gli occhi di tutti, era zero e piano piano stiamo ricostruendo la società. Anzi, piano piano, anche troppo velocemente. Va bene, quindi buona fortuna e in bocca al lupo allora. Grazie. Grazie.